Buona giornata, ben incontrati. È un incontro ecclesiale, gioioso, e allora vorremmo viverlo con un momento di preghiera, poi daremo una bella notizia e faremo qualche commento sulla stessa. Bene, Don Andrea, ti chiedo di guidare la preghiera. Rimaniamo seduti, invochiamo in questo momento così importante per tutta la nostra Chiesa diocesana, invochiamo lo Spirito Santo prima di tutto, con quel canto che avete sul foglietto che trovate un po' distribuito nei vari posti. È un ritornello che ripetiamo e lo alterneremo a una solista che ci aiuta a invocare il dono dello Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amore. Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amore. Spirito di sapienza, voce dei profeti, dolce mormorio divino, vieni, parla nell'intimo del nostro cuore, guida la Chiesa alla piena conoscenza della verità. Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amore. Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amore. Spirito del Padre e del Figlio, disceso sulla Vergine, donato agli Apostoli e fuso sulla Chiesa, vieni. Svelaci il volto del Padre, manifestaci la sapienza del Figlio, stabilisci in noi la tua dimora. Vieni Santo Spirito, vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amore. Vieni Santo Spirito, vieni
spirito di vita, soffio dell'eterno amore, energia scaturita dalla croce, vieni. Anima e feconda la Chiesa, gonfia le sue vele. Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amor. Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo amor. Dopo aver invocato lo Spirito, ci mettiamo in ascolto della parola di Dio. Dal Vangelo secondo Matteo. Gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere, in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Come per gli 11 discepoli, è stato un momento importante e fondamentale del cammino della Chiesa, l'episodio che abbiamo ascoltato raccontare nel testo che ci è stato proposto. Così anche per noi oggi è un momento importante del nostro cammino di Chiesa che è in Vittorio Veneto. Anche noi siamo chiamati a rinnovare la nostra fede nel Signore risorto. Anche noi siamo chiamati a rinnovare la nostra fede in un Dio che ha potere in cielo e sulla terra, ma soprattutto chiamati a rinnovare il nostro sì a quella missione che è stata affidata agli Apostoli. Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli e insegnando loro ad osservare ciò che vi ho comandato. Questa è la nostra missione, questa è la missione della Chiesa universale e di ogni Chiesa locale, anche della Chiesa che è in Vittorio Veneto. Questa missione non la condividiamo da soli, ma con il nostro pastore, con il Vescovo che ci guida in questa missione. E allora chiediamo al Signore che questo momento possa essere un rinnovato slancio per la missione che il Signore ha affidato allora ai discepoli e continua ad affidare a noi oggi. Con una certezza: il Signore è con noi, sempre, tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Ci prendiamo qualche istante di silenzio per ritornare su questa parola. Insieme, con le parole che trovate sul foglietto, preghiamo. Signore Gesù, aiutaci ad essere Chiesa che incarna il tuo stesso stile, uno stile capace di educare l'uomo di oggi alla vita buona del Vangelo, uno stile capace di uscire verso le periferie esistenziali
e della storia, per annunciare a tutti la buona notizia. Aiutaci ad essere Chiesa che sa abitare in ogni luogo, ogni circostanza, ogni trasformazione culturale, sociale, capace di vicinanza e partecipazione alla vita di ogni fratello, soprattutto del più povero. Aiutaci ad essere Chiesa che, attingendo dalla vita liturgica, dai sacramenti e dalla preghiera personale, sa trasfigurare la propria e altrui umanità attraverso la carità. Signore Gesù, solo imitando te, uomo nuovo, saremo Chiesa che testimonia il volto di Dio. Preghiamo anche come Gesù ci ha insegnato, ci mettiamo in piedi, in modo particolare pregando per il nostro Papa Francesco, perché il Signore lo aiuti, lo sostenga in questo momento di prova e di fatica. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. E affidiamo a Maria, Madre della Chiesa, il cammino di questa nostra comunità diocesana. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Convocazioni di questo genere portano buone notizie. Io sono qui per darvi questa buona notizia che Papa Francesco ha scelto un vescovo per la Chiesa di Vittorio Veneto. Un primo applauso, no? Da questo momento abbiamo un nome, un volto che attira la nostra curiosità, il nostro senso ecclesiale e ci aiuta a, attorno a lui, crescere come Chiesa di Dio. Papa Francesco ha nominato per la Chiesa di Vittorio Veneto Monsignor Riccardo Battocchio del clero di Padova. La domanda di qualcuno di voi potrebbe essere: ma chi è costui? E allora ho chiesto a Don Alessio, che sapete è il responsabile dell'ufficio stampa e direttore del settimanale L'Azione, a costruire un profilo di questo Monsignore, nostro vescovo ormai, e ce lo legge, adesso ce lo legge. O lo sai a memoria? Alcune cose sì, ma non proprio tutto. Allora approfitto di dare lettura di un breve testo che vi sarà consegnato alla fine dell'incontro e che sarà anche inviato come comunicato stampa tra pochi minuti.
Don Riccardo Battocchio è nato nel 1962 a Bassano del Grappa, è cresciuto nella parrocchia di Fellette di Romano Dezzelino, provincia di Vicenza ma diocesi di Padova. È entrato nel seminario patavino dopo la maturità classica al ginnasio liceo Brocchi di Bassano. Ordinato prete nel 1987 è stato inviato a Roma per proseguire gli studi. Qui ha conseguito la licenza in teologia dogmatica alla Pontificia Università Gregoriana e poi il dottorato con una tesi sull'ecclesiologia di Marsilio da Padova. Intensa la sua attività accademica in diocesi di Padova, si è dedicato in modo importante all'insegnamento della teologia in seminario, nell'Istituto di Scienze Religiose, presso la Facoltà Teologica del Triveneto, dove tra gli altri incarichi ha ricoperto anche quello di vicepreside. Più recentemente è stato professore invitato in alcune pontificie facoltà di teologia, la Gregoriana e la Lateranense e la Facoltà Teologica Pugliese. All'attività didattica e agli impegni accademici ha affiancato il coinvolgimento in importanti realtà e associazioni culturali, mentre sono numerose le sue pubblicazioni nell'ambito teologico. Per quanto riguarda l'impegno pastorale, è stato cooperatore festivo in alcune parrocchie della diocesi di Padova ed ha fatto parte dell'equipe dell'Istituto San Luca per la formazione permanente del clero della diocesi di Padova. A Monsignor Battocchio sono state affidate recentemente alcune importanti responsabilità. È stato eletto presidente dell'Associazione Teologica Italiana nel 2019, riconfermato nel 2023, attualmente in carica. Sempre nel 2019 è stato nominato da Papa Francesco rettore dell'Almo Collegio Capranica in Roma, dove attualmente risiede. Inoltre, in qualità di segretario speciale, ha vissuto in prima persona l'esperienza della 16ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi che si è concluso lo scorso 2024. Ovviamente ho sentito al telefono Monsignor Riccardo, il quale subito mi ha detto che avrebbe messo per iscritto un messaggio alla diocesi. E ha elaborato un bel messaggio, anche abbastanza consistente, lungo, e noi lo ascoltiamo volentieri. Ce la legge Don Andrea. Messaggio del Vescovo eletto Riccardo alla diocesi di Vittorio Veneto. Saluto cordialmente e auguro pace a tutti coloro che vivono nel territorio della diocesi di Vittorio Veneto. Il saluto è rivolto con affetto particolare alle sorelle e ai fratelli che nella fede seguono Gesù, il Cristo, il crocifisso risorto. Egli è la nostra pace e questa pace desideriamo accogliere e diffondere, anche quando sembra che nel mondo prevalga la logica del più forte o peggio del più violento. Il Santo Padre Francesco, per il quale incessante si eleva in questi giorni la preghiera di tutte le chiese, mi chiama ad essere vescovo della Chiesa di Dio che è in Vittorio Veneto. Ho detto il mio sì, con trepidazione, ma anche con una serena fiducia in colui che, donandoci lo Spirito Santo, ci rende capaci di fare il bene, nonostante le nostre fragilità e talvolta tramite qualche nostra fragilità. Vengo tra voi con il desiderio di conoscere, custodire e aiutare a far germogliare i tanti semi di speranza che sono stati seminati nei solchi della Chiesa di Vittorio Veneto. Proseguiremo insieme il cammino lungo il quale il Vescovo Corrado vi ha guidati negli anni del suo ministero episcopale. Chiedo a lui, missionario di questa nostra Chiesa, il dono della preghiera e del consiglio. Con lui ricordo volentieri i vescovi che lo hanno preceduto,
alcuni dei quali ho conosciuto personalmente, Monsignor Eugenio Ravignani, Monsignor Alfredo Magarotto. Il pensiero naturalmente non può non andare con sincera devozione al Beato Giovanni Paolo I. Verrò a Vittorio Veneto portando con me i semi e le piantine raccolte lungo gli anni della mia vita. In famiglia, con i miei genitori ora defunti, con mio fratello e mia sorella, i 2 nipoti, gli zii e le zie. A Fellette di Romano de Zelino, la parrocchia nella quale sono stato battezzato e nella quale ho imparato a essere discepolo di Gesù e a servire la Chiesa, con i compagni del liceo a Bassano del Grappa, nell'amata Chiesa di Padova, nel seminario e nella facoltà teologica del Triveneto, con i vescovi Antonio e Claudio e prima con il vescovo Filippo che mi ha ordinato presbitero, nelle parrocchie dove mi è stata fatta la grazia di collaborare con i parroci e di condividere con le comunità soprattutto la celebrazione del giorno del Signore, nelle relazioni e nelle iniziative maturate all'interno dell'Associazione Teologica Italiana e in generale nell'attività accademica. Quello che sono è frutto, come per ciascuno di noi, di tanti incontri. Ho vivacemente di fronte a me i volti dei preti ordinati con me il 7 giugno 1987, di alcuni amici e amiche che mi hanno accompagnato e sostenuto nel corso degli anni, dei formatori e degli alunni dell'Almo Collegio Capranica a Roma, che dall'ottobre 2019 sono stati e sono ancora la mia famiglia, occupando tanta parte del mio cuore e dei miei pensieri. In questi anni ho potuto anche conoscere da vicino la diocesi di Roma, raccogliendo tante testimonianze di fede e di impegno ecclesiale. Un dono particolarmente prezioso è stata la chiamata da parte di Papa Francesco a partecipare alla 16ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, come membro e segretario speciale negli anni 2023 e 2024. Vengo tra voi anche come testimone di questa straordinaria esperienza, spero con i fatti più che con le parole. Se da tutti questi semi è maturato qualcosa di buono, lo metto a disposizione della diocesi di Vittorio Veneto, nella fase profetica del cammino sinodale, da vivere assieme alle diocesi del Triveneto e delle altre regioni italiane. Ora, chiedo in particolare ai preti e ai diaconi di accogliermi come un fratello chiamato ad imparare ad essere padre in quanto vescovo, condividendo con voi l'impegno di custodire la fede, la speranza e la carità in questa nostra Chiesa locale, per una missione che sempre si rinnova con il passare dei tempi e delle generazioni. Ai presbiteri anziani e malati assicuro la mia vicinanza, chiedendo loro di sostenermi anzitutto con la preghiera. A Monsignor Martino Zagonella, amministratore diocesano, dico fin d'ora il mio grazie per quello che ha fatto, sta facendo e farà. Saluto i seminaristi, i religiosi e le religiose, i membri degli organismi di partecipazione. Saluto i vescovi originari dalla diocesi, tra i quali il cardinale Beniamino Stella e il vescovo Fabio Dalcin, e tutti i presbiteri che svolgono il loro ministero oltre i suoi confini. Salutandoli, chiedo l'aiuto e la preghiera del nostro patriarca Francesco e degli altri vescovi della Conferenza Episcopale Triveneta. Saluto quanti hanno responsabilità nel governo e nell'amministrazione della vita sociale, in un territorio ricco di risorse, operoso, vivace, ma che so essere chiamato a confrontarsi con profondi cambiamenti e con non poche situazioni critiche. Ai bambini, agli adolescenti, ai giovani, alle famiglie di questa diocesi, a quanti si trovano in situazioni di bisogno e di sofferenza, manifesto semplicemente il desiderio di incontrarvi, per quanto possibile, e di aiutare le nostre comunità a sostenervi e accompagnarvi. Mi affido e affido tutti voi alla Vergine Maria,
particolarmente venerata nel santuario di Motta di Livenza e a Follina, luogo che mi è caro. A San Tiziano, nostro patrono, ai molti beati che fanno bella la chiesa che è in Vittorio Veneto, tra i quali mi piace ricordare Giuseppe Toniolo, Giovanni Paolo I e Cosma Spessotto. Conto ancora nell'intercessione della cara Sant'Agnese, Vergine Martire, patrona dell'Almo Collegio Capranica, la cui festa segue di pochi giorni quella di San Tiziano. Da Padova a Roma, da Roma a Vittorio Veneto, proseguo fiducioso sulla strada tracciata da tanti fratelli e sorelle che hanno camminato e continuano a camminare con il Signore Gesù, nostra speranza e nostra pace. Riccardo Battocchio, vescovo eletto di Vittorio Veneto, 24 febbraio 2025. Sempre in quella telefonata sentivo il nostro vescovo abbastanza timoroso, abbastanza, non dico preoccupato, ma insomma emozionato di fronte a questo suo immediato futuro. E l'ho incoraggiato con alcune parole che io ho trascritto e potrebbero essere un primo messaggio della nostra diocesi a lui. Non è lungo come il suo messaggio, è un mezzo fogliettino così. Carissimo Monsignor Riccardo, la nostra cara diocesi di Vittorio Veneto gode del dono di un nuovo vescovo e si congratula con lei per la scelta fatta da Papa Francesco. Immaginiamo la sua trepidazione nell'assumere questo gravoso compito. Non abbia timore. Oltre alla grazia del Signore sempre fedele, può contare anche sulla corresponsabilità e fattiva collaborazione del popolo di Dio di questa Chiesa, fedeli laici, religiosi, diaconi, presbiteri. Apprezziamo molto che lei sia stato segretario speciale del recente sinodo della Chiesa Universale. Un po' di sinodalità la stiamo vivendo anche noi. Cammineremo insieme, di buona volontà, a servizio di una Chiesa da sempre impegnata a dire il Vangelo nella terra tra il Piave e il Livenza. Un fraterno e forte abbraccio da tutti noi. Sempre in quella telefonata mi dice: ma io ho intenzione di essere ordinato a Vittorio Veneto. E quando, chiedo io, dopodomani? No, dopodomani no, ma dopo Pasqua, tra Pasqua e Pentecoste, nel mese di maggio, magari nella seconda parte del mese di maggio, una domenica, è il tempo buono per l'ordinazione. Ecco. Credo che in questo modo si conclude il nostro incontro. Le domande dopo, fuori, di corridoio, ora anche perché siamo in diretta, quindi occorre essere un po' contenuti, insomma. Ci salutiamo cordialmente, a tutti una buona giornata, grazie Don Andrea, grazie Don Alessio e ci rivedremo.